Il sociale non potrebbe essere altrimenti, considerando la preoccupazione che pervade l'ambiente della RSA per i tagli di organico, l'aumento della rete per le famiglie, l'assistenza domiciliare che necessita di maggiori investimenti, è il punto in comune dei programmi dei due principali candidati a presidente della Regione Veneto, Stefani e Manildo, un punto su cui si sono confrontati, anche se a distanza, i due candidati. Dalla cura del sintomo alla cura dei bisogni della persona, fisici e psicologici. Abbiamo confermato la nostra volontà di destinare risorse aggiuntive al sociale. Il sociale sarà il primo punto del nostro programma di governo per la regione del Veneto. Il Veneto ha davanti a sé sfide nuove, l'invecchiamento della popolazione, l'aumento del disagio giovanile, l'incremento delle patologie croniche e neurodegenerative. Abbiamo bisogno di un Veneto che si faccia comunità in cui nessuno resti da solo. Un'occasione per ancora una volta lanciare la necessità di un Veneto di tutti, di un Veneto che condivide la direzione, che condivide le politiche, che condivide l'individuazione dei bisogni e le soluzioni concrete. Per questo ho lanciato l'idea di un governo diverso della regione del Veneto, un assessorato alla partecipazione che porti a una condivisione effettiva delle politiche in materia sociale, una mappatura dei reali bisogni, una cogestione e una cogenerazione dei programmi e dei progetti per non lasciare indietro nessuno. Gli enti del terzo settore non sono dei semplici erogatori dei servizi, ma sono dei soggetti che devono essere coinvolti nel momento genetico delle scelte delle politiche della regione e devono poter far parte della fase identificativa dei reali bisogni, identificativa delle risorse da mettere sulle fragilità, sui bisogni veri del nostro Veneto e essere in grado di controllare i passi in avanti che si fanno in questa direzione. Ed è evidente che serve un intervento strutturale che rispecchi i nuovi bisogni di una popolazione che anche in Veneto invecchia.